Oggi si celebra Santa Laura di Cordova. Il nome Laura è legato a origini latine ed è collegato all'Aurus, l'alloro, l'albero sacro al dio Apollo, che secondo il mito trasformò la ninfa Daphne proprio in una pianta di alloro. Oggi, 19 ottobre, è l'International Gin and Tonic Day. Si tratta della giornata in cui si omaggia uno dei cocktail che ha fatto più tendenza negli ultimi anni, sia tra i bartender, sempre alla ricerca dell'ultimo distillato sul mercato, che tra il pubblico che spesso lo sceglie per una bevuta leggera e secca, dall'aperitivo al dopocena. Come per tanti altri drink, anche nel caso del gin tonic non si hanno informazioni certe sulla sua origine. Sicuramente i primi a distillare l'alcol insieme al ginepro furono i monaci benedettini della scuola medica salernitana oltre 1000 anni fa, con l'obiettivo meramente curativo. Erano le 17:43 del 19 ottobre 1984. Una violenta scossa sismica di magnitudo 3.7 sconvolge la cittadina di Zafferana Etnea, causando la morte di un uomo, l'inagibilità di buona parte delle abitazioni, oltre che della chiesa madre e del palazzo di città. Ma sapete a che serve conoscere il modulo di Young? Gli ingegneri devono sapere quanto una sostanza sia rigida per capire come usarla nelle costruzioni. L'elasticità di una sostanza si misura col modulo di Young, che indica la forza necessaria per deformarla e si esprime in Pascal, unità di misura della pressione. Con un elevato modulo di Young il materiale è rigido e sotto trazione quasi non cambia forma. Con un valore basso la sostanza può invece subire grandi deformazioni elastiche. Buona domenica ai 12, oggi luna e Venere in bilancia, un ottimo connubio, le signore dello zodiaco si riuniscono in un regno di equilibrio, armonia e di ricerca di bellezza. Vediamo cosa dicono. Ariete, per voi avere luna e Venere in opposizione non è semplice, è una domenica in cui avete solo bisogno di essere capiti dal partner. Oggi impiegherete tutte le vostre energie per chiarirvi e per gestire la coppia in una maniera diversa. Toro, Venere si potenzia sempre di più e replica un po' la vostra ricetta del vostro segno zodiacale, la Luna congiunta a Venere. Ecco, questi due pianeti così importanti per voi si congiungono in un mondo severo e rigoroso come quello della bilancia in termini di analisi, per cui oggi razionalizzerete bene sui vostri desideri e finalmente vi convincerete che la direzione che state seguendo è quella giusta. Gemelli, la vostra giornata oggi vede un Mercurio decisamente più forte, più congiunto a Marte e in trigono a Giove. Vuol dire che oggi può essere una giornata molto fortunata, piena di azione, ma soprattutto di passione. Cancro, per voi oggi il cielo è un cielo molto generoso, la Luna passa da Vergine a Bilancia e si fa bella, e anche se è una quadratura, la Luna e Venere riescono a dialogare con tanti di quei pianeti che non sentirete affatto il peso della distanza o della quadratura o il blocco, perché vi arriveranno tutte le conferme che cercavate affettivamente e che questa settimana è stato un po' difficile trovare. Leone, per voi oggi è una giornata molto piacevole, Venere e Luna vi strizzano gli occhi, avete voglia di farvi belli come il sole, come siete per natura zodiacale, e adattarvi anche a un'occasione sociale che aspettavate da tempo. Vergine, per voi la giornata oggi
è alquanto metamorfica, proprio perché ci sono dei cambiamenti. La luna abbandona il vostro segno zodiacale lasciando il vostro cielo sgombro. Non succedeva da qualche settimana e finalmente i vostri pensieri si adagiano su uno stato quasi di grazia, quindi cercate di godervelo senza troppo fare i soliti discorsi logorroici. Bilancia, per voi oggi è una giornata speciale, Luna e Venere, le signore dello zodiaco, ospiti nei vostri gradi, con il Sole anche a fare da guardiano e da faro a questo connubio. Oggi è una giornata bellissima e fortunata, qualcuno vi potrebbe chiedere di passare il resto della vita insieme. Scorpione, oggi è una giornata molto bella, anche perché i sogni d'amore che nutrite e l'animo un pochino più pacificato da Giove, che riesce ad ammansire Mercurio e Marte un po' scalpitanti nei vostri gradi, fanno di questa giornata una giornata di pacificazione, di riappacificazione, di rincontro e soprattutto di chiarimento con rapporti che per voi sono molto importanti. Sagittario, per voi oggi è una giornata splendida proprio perché finalmente svaniscono i dubbi in amore, Luna e Venere si congiungono e quindi questo porta molta fortuna. Giove, il vostro pianeta, invece comincia a mandarvi messaggi positivi proprio perché avendo fatto pace con Mercurio e Marte vi rimanda forza e determinazione. Capricorno, la determinazione a voi non manca di certo, voi siete bravissimi a trovarla sempre e comunque. Oggi però dovrete fare fronte un po' agli alti e bassi umorali del partner, perché Luna e Venere sono in quadratura e quindi in amore potrebbe essere un po' un campo minato. Acquario, per voi sboccia l'amore in tutte le sue forme, creative, passionali, sentimentali, intense. Forse è semplicemente arrivata la persona giusta. Pesci, per voi è una giornata talmente piacevole, bella, trascorsa così lontano ed esenti da tutti i pensieri. Anche la luna si toglie dall'opposizione al vostro cielo e vi regala finalmente la serenità che volevate per esprimere al meglio i vostri sentimenti. Durante la seconda guerra mondiale a Palermo ci fu quella che viene chiamata la strage del pane o strage di via Macheda. I militari del Regio Esercito Italiano spararono davanti a Palazzo Comitini contro una folla di palermitani che chiedevano pane e lavoro. Era il 19 ottobre 1944, ci furono 24 morti e 158 feriti, tra cui 2 donne e minori. Le espressioni idiomatiche a volte sembrano sciocche, ma aiutano a trasmettere idee e concetti in modo più vivido e spesso più riconoscibile. Uno dei miei modi di dire preferiti è a dime a dozen, che letteralmente significa una dozzina, un centesimo, frase che usiamo per descrivere qualcosa di basilare, comune o facilmente acquisibile. Il folle di cui parleremo oggi è lo scrittore inglese Jonathan Swift, autore de I viaggi di Gulliver. Fu un uomo litigioso e provocatorio, tanto che negli ultimi anni della sua vita si isolò dal mondo, finendo i suoi giorni nel reparto di malattie mentali in un ospedale di Dublino. Lasciò un ingente patrimonio ai poveri e per la costruzione di un manicomio in Irlanda, ricordando agli abitanti che essendo folli ne avrebbe avuto bisogno un giorno. Ci salutiamo con la frase del giorno. Abbiamo fin troppe religioni per odiarci, ma non abbastanza per amarci l'un l'altro. E con questo accogliamo un nuovo giorno che è alle porte. Ci vediamo presto per un'altra puntata di Almanacco.